Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Austin, purtroppo 11° posto in griglia, qualifica non positiva, siamo secondi nel mondiale, con Vettel davanti raga. La chance di vincere il mondiale non è incredibile anche se siamo secondi, perché siamo con una Force India difficoltà 90 e per noi è veramente dura, ma ci proveremo ragazzi, tutti insieme. Vai, 4 gare alla fine, Austin, che è forse quella meno favorevole tra le quattro. Raga, ci dobbiamo subito buttare all'interno il prima possibile. Vai. Vai che andiamo, ottima partenza, molto bene. Adesso devo fare veramente tutto alla grande, sperare in qualche incidente magari nei dei big all'inizio. E abbiamo il Bibitaro che è quarto. Il Bibitaro è primo. Devo buttarmi ragazzi, devo superarlo qua. Grandissimo Cume, questo è veramente un gran sorpasso. Ok, il Bibitaro è dietro. Adesso non devo perdere proprio subito il terreno. Ok, hai avuto un Sì, sta calmo, sta calmo. una buona posizione. Ottima partenza degna del miglior Cume. Devo limitare anche i danni qua e poi però ho due gare favorevolissime come Città del Messico e Interlagos, è una che posso fare bene agli Emirati, ma soprattutto Città del Messico e Interlagos devono essere due fortini per il Cume. E devo fare almeno una vittoria, non posso pretendere di vincere il mondiale con due vittorie in stagione, forse due ne ho fatte, sì, mi sembra Canada e Monza mi pare, adesso non mi ricordo neanche con tutta onestà. Ok, Perez c'è dietro, aspetta, dai Perez, buttamelo fuori, cavolo, sarebbe fondamentale. Comunque Hamilton è in testa, anche Gigi c'è, sono tutti per la lotta per il titolo, perché se Bottas e Hamilton mi stanno davanti forse mi superano, siamo tutti là raga, siamo tutti là. Siamo tutti là. Ci vuole un ritiro di un altro big. Cioè, altri due big sarebbe l'ideale, se si ritirassero tutti sarebbe ancora più ideale, però adesso non possiamo essere un po' così antisportivi. Pian pianino. Chiaramente se ne stanno andando i primi, cioè lo sappiamo che non è così che devo vincere il campionato, devo vincerlo con la regolarità. Comunque la Force India è forte, ma è anni luce della Mercedes e Ferrari, se la gioca con la Red Bull, con la Red Bull ce la giochiamo anche noi, in pista, con loro no. Andiamo a cercare di azzeccare le strategie, un po' di fortuna con i ritiri, safety car, queste cosette qua. Però il miracolo di essere a 4 gare dalla fine, a secondi, in lotta per il mondiale, è veramente qualcosa di epicus. Solo che c'è Bottas, Kimi e Gigione hanno un passo diverso, c'è poco da fare, però siamo ancora qua. Per questa è una gara che non è favorevole ma non è neanche sfavorevole, quindi può succedere di tutto. Purtroppo pago anche una qualifica, non da fenomeno, tutt'altro. Se fa una qualifica 11°, se devo vincere il mondiale, anche no, purtroppo. Però vabbè, insomma, il campionato è ancora lungo, 4 gare sono un'eternità. Può succedere realmente di tutto. Cioè, con la miscela grassa ha un bel ritmo dopo Carrots. Dopo c'è il calotto. Adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti Siamo un po' su standard adesso, vediamo com'è il ritmo standard. Ok. Vedi già se ne stanno andando ancora di più. Ho rischiato un po' l'avvertimento. Ok, non stiamo guidando proprio iper male. Cioè se fossi una Ferrari sarebbe tutta un'altra storia. Tutta un'altra storia. Una Mercedes. Già recuperare la Red Bull è stato un miracolo, infatti anche Perez quasi sempre davanti alla Red Bull, cioè quindi è veramente una soddisfazione, però noi vogliamo il titolo. Noi vogliamo il titolo mondiale.
Vediamo il prossimo F1 con Halo. Mamma mia, mi viene un po' da piangere, però vabbè, lo accettiamo. Qua vado lunghissimo, brutto errore qua. Brutto errore. Avrò perso sicuramente, anche... no, siamo là. Ok, distacco dal pilota. In realtà ho fatto il giro migliore mio personale. 4 secondi. Solo che gli altri martellano, Gli altri martellano, che è un piacere. Dai, Hamilton, attenzione, Gigi si ritira, dammi la gioia. Dammi la gioia, Beppe. Dammi sta fottutissima gioia. Ok. Comunque vedo ancora gli altri, quindi vuol dire che non sto guidando per niente male. Poi in Brasile arriverà un aggiornamento importantissimo che mi migliorerà tanto la macchina. Sì, speriamo che non vada male. Ecco, se va male sono sfigatissimo proprio. Però se va bene posso avere qualcosa in più per le ultime 2 gare. Ci vuole anche un po' di fortuna, speriamo che lo sviluppo sia positivo. Ok. Beh, Vettel è vicino, però non mi ha ancora dato fastidio da morire. Solo che questo anno poche safety car, sono molto sfortunato, perché tante gare le potevo anche ribaltare così, invece sono tanti ritiri ma poche safety car. Adesso Vettel si fa vivo un po' di più, se ne stanno un po' andando adesso i primi. Box. E adesso vediamo se riusciamo a stare davanti al Bibitaro. Speriamo. Non adesso perché sennò perdevo troppo. Vai. E mo vediamo. Chiat. Sono pieno, madonna, sono proprio in mezzo alla Perez. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Vettel in mezzo al traffico, devo assolutamente superare. Oh yes. Mamma mia, Vettel ha perso tantissimo con il traffico, però mi ha superato Perez. Questa dovrebbe essere l'unica sosta per me teoricamente, adesso vediamo, saremo da capire anche in base a cosa succederà in pista. Per il momento nessun ritiro. Ok, virtual safety car, fuori proprio Perez, questo è positivo. Perché avevamo perso la posizione su Perez. Virtual safety car. Questo per Sergio, la gara è finita Sì, per Sergio ha fatto apposta, Sergio, dai, ammettiamolo che Sergione ha fatto apposta. Bravo Sergio, così ti voglio, arrogante e ritirato. Per un momento ho sperato nella safety, sarebbe stato perfetto, Vettel è dentro a noi. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, bravo Come. La safety car non vuole uscire. Attenzione, vai box Chiat. Vediamo chi c'è davanti a noi. Sainz, che anche Sainz è ancora dei box. Sì, torniamo quarti. Grazie al ritiro di Perez torniamo quarti. È chiaro che le Mercedes e le Icone sono in una fuga devastante, però se Vettel rimane dietro, Vettel comunque ha superato chiaramente gli altri in pista, solo che mi ha salvato il fatto che ha trovato traffico, quindi siamo riusciti a stare davanti al ferrarista. Questa è veramente una bella cosa. Anche lui, Bottas sono andati ai box, siamo terzi, c'è la sfida tra Bottas e Vettel dietro. I primi due chiaramente non li beccheremo mai, però se Bottas mi rallenta Vettel e sta davanti può essere una cosa buona e giusta, speriamo.
Solo che devo fare ancora 8 giri con queste gomme, sarà veramente dura. In effetti avevo una strategia Bottas, una strategia diversa che però alla fine non ha pagato. Incredibile. Distacco dalla vettura davanti. Non sono emozionato ragazzi perché manca 0,7 troppo. secondi. E le gomme come sono messe? Insomma, sarà un'impresa ragazzi, ve lo dico già. Sarà una fottutissima impresa. Ci proveremo, sicuramente. Però se arriviamo terzi è veramente un'impresa disperata, perché Bottas comunque le gomme ha la mescola più morbida e soprattutto le gomme nuovissime. Adesso dobbiamo soffrire ogni volta, raga, manca poco. Manca poco. Non ce la faccio più. Non ce la fa più, raga. Non ce la fa più, raga, sto bestemmiando. In aramaico. Mamma mia. Ultima curva, final curve, final curve, final curve. Mamma mia. Grandissimo, grandissimo, grandissimo terzo posto. Questo podio è uno splendido regalo. Sì, è pesantissima questa. Pesantissima. E adesso vediamo la classifica, ma Veneziano è sul podio e questo è quello che conta. Mamma mia. Bravo Kimi. Ma adesso va di champagne, ma Veneziano sublime. Podio pesantissimo. Ecco Guea che adesso guida la Ferrari. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga. Mamma mia, siamo sprofondati quarti, ma guardate la classifica, siamo a meno 17 con praticamente 4 piloti in 17 punti, cioè è spaventosa questa classifica. Fino a Veneziano possiamo vincere il mondiale, abbiamo perso 2 posizioni, è vero, ma siamo là, siamo là, siamo là. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao!